Ciao, benvenuto! Oggi sono a fare un bel giro con le ciaspole in questo splendido paesaggio, per cui ho pensato di darti due consigli su come vestirsi, come organizzare una ciaspolata e come affrontare un'escursione in ambiente innevato come questo in totale sicurezza. Prima però la sigla. Le ciaspole o racchette da neve sono uno strumento molto antico, probabilmente la prima invenzione dell'uomo per spostarsi in neve fresca e profonda. Alcuni reperti storici definiscono l'anno di invenzione delle ciaspole attorno al 6000 a.C. in Centrasia da parte di alcune tribù mongole. Poi sono state usate anche negli Stati Uniti, in Canada, fino ad arrivare in Europa. Alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, venivano utilizzate soprattutto da contadini, cacciatori e soldati. Poi il loro uso è un po' sciamato, a favore degli sci soprattutto, però negli ultimi 10 anni circa sono tornate molto in auge e vengono utilizzate come attività sportiva per vivere la natura anche d'inverno in paesaggi innevati e spesso fiabeschi. Le ciaspole o racchette da neve nell'antichità erano fatte da legno, cordame e cuoio. Quelle moderne sono in materiale plastico, possono avere un telaio di alluminio, poi hanno un sistema di aggancio che varia da modello a modello, solitamente hanno un aggancio molto semplice fatto da fibbie, strap o gancetti, presentano nella parte inferiore dei ramponcini in metallo che sono utili quando la neve è dura o ghiacciata per non scivolare. Sul tacco abbiamo un alzatacco che è molto utile in tratti molto ripidi e permette di fare una minore escursione col piede e quindi di avere i polpacci meno affaticati a fine giornata. Le ciaspole sono di svariate dimensioni e solitamente sono simmetriche, però la destra dalla sinistra si riconoscono in base agli agganci, infatti l'aggancio deve sempre stare all'esterno della gamba. Bene, adesso che sappiamo cosa sono le ciaspole, vediamo un po' come ci si veste. Spesso ho visto in ambiente nevoso gente che utilizza le ciaspole con la tuta da sci. Questa non è una buona scelta in quanto la tuta da sci è fatta per l'appunto per andare a sciare, mentre lo sforzo che si fa con le ciaspole è diverso. Con le ciaspole spesso si incontrano pendii anche abbastanza ripidi, quindi si fa fatica e si suda, per cui il miglior abbigliamento è quello da escursione invernale con la solita tecnica di vestirsi a cipolla, per cui gli scarponi possono essere anche quelli estivi, basta che siano impermeabili e che siano delle pedule, cioè scarponcini alti e un po' impermeabili, quindi in Gore-Tex ma anche in cuoio, ma importante dargli un po' di pasta impermeabilizzante. Poi calzini pesanti perché comunque ci muoviamo in un ambiente freddo. Pantaloni classici da trekking con un po' felpati, pantaloni invernali e magari anche questi che trattengano un po' l'acqua, che non si bagnino subito al contatto con la neve. Per quanto riguarda il busto, canottiera termica, maglietta, pile e una giacchetta un po' più pesante che eventualmente teniamo nello zaino e la utilizziamo quando ci fermiamo. D'obbligo anche guanti, scaldacollo e cuffia. Ricordiamoci che con la testa perdiamo moltissimo calore. Un altro elemento utile sono le ghette. Le ghette si possono usare quando c'è molta neve, per cui si sprofonda e magari la neve è farinosa e evitano appunto che la neve ci finisca all'interno dello scarpone o vada a bagnare eccessivamente gli scarponi. Per cui un paio di ghette vanno nello zaino, assieme anche a un tubetto di crema a protezione alta, in quanto il sole picchia e la neve riflette molto la radiazione solare, e un paio di occhiali da sole, sempre per il motivo della forte irradiazione solare. Come al solito portate un ricambio, una maglietta di ricambio e soprattutto anche un paio di calzini di ricambio, perché magari i vostri scarponi non trattengono bene l'acqua e vi potete bagnare i piedi, e vi assicuro che potersi cambiare i calzini vi svolta la giornata. Nello zaino, soprattutto nelle giornate fredde, è anche utile avere un termos di bevanda calda. Magari portate meno acqua fredda, ma portate un mezzo litro di tè caldo, che nell'inverno avere una bevanda calda è qualcosa che può dare davvero conforto, soprattutto nelle giornate più fredde. La progressione su neve con le ciaspole non presenta alcuna difficoltà, lo possono fare tutti, diciamo dai bambini dai 10 anni in su, possono iniziare ad utilizzare le ciaspole. Le ciaspole si indossano ai piedi e si può partire. Un accorgimento: camminare con le gambe un po' più larghe per evitare di calpestare le ciaspole nella progressione.
Molto utili quando si cammina con le ciaspole sono i bastoncini con la rotella più larga, in modo da evitare che affondino troppo nella neve. Queste ci daranno più stabilità e soprattutto nei tratti un po' più sconnessi avremo una maggiore stabilità e quindi non rischieremo di cadere. Tutte le ciaspole moderne presentano un sistema di basculamento per cui la camminata viene facilitata. Alcuni modelli possono bloccare questo basculamento, il blocco si può inserire nei pezzi un po' più complessi o magari se troviamo qualche albero caduto oppure dobbiamo fare delle svolte strette. Come dicevo prima, l'alzatacco si utilizza nei pendii con elevata pendenza, in quanto se la neve non è proprio fresca, il metodo migliore per affrontare un pendio molto ripido è affrontarlo di petto, per cui scegliere la linea di massima pendenza, sfruttare al massimo le punte dei ramponi e sfruttare anche l'alzatacco per fare meno escursione e quindi salvaguardare i propri polpacci. Per ultima cosa vediamo come affrontare nel migliore dei modi un'escursione in ambiente innevato. Come al solito, l'itinerario andrà scelto in base al proprio grado di allenamento e alle proprie conoscenze. Ricordatevi che in un'escursione in ambiente innevato i tempi di percorrenza di un itinerario possono anche raddoppiare, per cui se d'estate impiegate 2 ore ad effettuare una passeggiata, in condizioni di neve fresca e non battuta potreste anche stare 4 ore. Per cui questo è molto importante, soprattutto d'inverno quando le giornate sono molto corte, per cui dicembre e gennaio bisogna partire presto e scegliere itinerari che si possono concludere in massimo 6 ore, diciamo. Scegliete inoltre itinerari lontani da pendii molto ripidi. Le valanghe si possono formare su pendii superiori ai 30 gradi. Evitate traversi in pendii molto ripidi, evitate di salire su pendii molto ripidi, ma anche di passare magari in dei pianori vicino a dei pendii ripidi, in quanto la valanga potrebbe staccarsi, muoversi e comunque travolgervi, anche se siete in un tratto piano. Per cui scegliete sempre degli itinerari nei quali appunto non ci sono dei pendii nei quali si possa sviluppare una valanga. Vedendo al discorso delle valanghe, importantissimo controllare il meteo, ma anche il grado di pericolo valanghe e soprattutto il bollettino valanghe, dove il previsore darà tutta una serie di informazioni sul manto nevoso, sulla presenza di vento e magari su come il grado di pericolosità varia nel corso della giornata. A maggior ragione se il grado di pericolo valanghe è molto alto, quindi diciamo 3 o superiore, evitare itinerari che prevedano pendii superiori ai 30 gradi. Come si valutano questi pendii? Ci sono diversi modi. Uno è utilizzando una carta topografica oppure si può utilizzare un sistema in loco utilizzando i 2 bastoncini per capire la pendenza massima del pendio. Però queste sono tecniche che si apprendono frequentando un corso di escursionismo invernale in ambiente nevoso. Io in questo video non mi sento di trattare questo argomento. Se vuoi, ne esistono diversi di questi corsi organizzati dal CAI o dalle scuole di sci alpinismo. Si può partecipare, ti verranno date un sacco di informazioni su nivologia, come si formano le valanghe, come si organizza un'escursione in ambiente nevoso. Io mi fermo qua perché non mi sento di darti ulteriori informazioni. Ultima cosa, durante un'escursione in ambiente nevoso bisognerebbe sempre avere con sé la pala, la sonda e l'arva e bisognerebbe anche saperle usare. Anche queste nozioni ti verranno date in un corso di escursionismo in ambiente nevoso. Per la legge italiana questi 3 strumenti fondamentali per salvare la vita in caso di valanga non sono obbligatori. Il riferimento alla legge te lo lascerò sotto in descrizione, ma anche se non c'è l'obbligo di legge dovrebbe esserci un obbligo morale a portare con sé queste cose. Anche in questo caso non mi sento di darti ulteriori informazioni. Ti lascerò in descrizione diversi link dove potrai informarti sia su cosa dice la normativa, sia su come ci si deve comportare quando si affronta un'escursione in ambiente nevoso. Bene, io penso di averti dato tutte le informazioni utili per intraprendere queste bellissime escursioni. Come ho già detto precedentemente, ti ricordo di controllare sotto in descrizione dove lascerò tutta una serie di link utili ad approfondire diversi argomenti che ho trattato durante il video. Io come al solito ti ringrazio per aver visto il mio video. Se non sei già iscritto ti invito a iscriverti al canale e magari anche a fare un giro sul mio blog dove troverai un sacco di articoli inerenti a diversi argomenti. Io adesso riparto, grazie ancora per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!